Kevin, chiama Ciccio per Vaso, vuole prendere io, vaso. Vaso arriviamo, da poco. Sto pronto. Ciao. Chiama Kevin da prendere. È indistinta, signor, se lo mette a stappare, non è indistinto, come si piace? Dai, andiamo bene ragazzi! Due squadre che cercano costanza, che cercano linearità nel loro campionato. 3 punti a testa per Bagheria e San Vito Lo Capo. Adesso è il momento di trovare continuità e di addentrarsi dentro questo splendido campionato di eccellenza Girone A. Amici di Sportisidi, buon pomeriggio e buona domenica da Federico Caldarella, stadio comunale di Bagheria. La sfida valida per la terza giornata del campionato di eccellenza siciliana è quella fra Bagheria, Città delle Ville e San Vito Lo Capo. 3 punti a testa perché c'è chi viene da c'è chi viene da 4 gol subendo una sconfitta come il Bagheria contro il Licata, c'è chi viene da una vittoria per 4-0 convincente contro la Folgore Castelvetrano, ma risultati opposti alla prima perché il Bagheria ha trionfato per 1-0 contro l'Accademia Trapani, iniziando bene il proprio campionato. Poi alla seconda ha trovato un'avversaria, una delle favorite di questo campionato come il Licata Calcio. Discorso inverso invece per il San Vito, che ha cominciato male con la sconfitta contro la Camarat per poi invece ritrovarsi e ritrovare i primi 3 punti del campionato contro la Folgore in questo 4-0 netto. Squadre in campo, diamo anche le tue formazioni partendo ovviamente dalla formazione di casa cui capitano è Salvo Florio. Tante assenze, una su tutti quella di Cristian Costa per infortunio, fatto male durante la scorsa gara contro il Licata, problema muscolare per lui. Tra i pali c'è Francesco Canizzaro, Ballariano, Gallina, Petrullo, Florio, il capitano Alessandro Costa, fratello di Cristian, che giocherà sul lato destro, Samuele Caracappa, che ha deciso la sfida contro Accademia Trapani, Scalisi, Ordonez, Girgenti, Gio e dovrebbe partire titolare anche Fama. Adesso vi daremo la certezza dell'11 titolare. San Vito invece con il Rusconi tra i pali di Giorgio, Sadotti, Turea, Ziz, Awan, Diaye, Basiti, Sadul, Foscari, Guaiana, Mustaccia e Seria. Alla formazione sanvitese, squadra in campo la carica del capitano Totò Florio, che oggi, anche vista l'assenza di Cristian Costa, scalerà da centro di difesa, un ruolo che comunque ha occupato anche durante la passata stagione. Il Bagheria, lo sappiamo, è una neopromossa che ha vinto il campionato di promozione e direi che viste gli avversari ha cominciato alla grande quello di eccellenza. Pronti per partire, quindi si aspetta solo il fischio dell'arbitro. Si parte adesso col primo pallone girato dal San Vito
entrambe con una difesa a 4. Mi sembra di vedere in particolare la linea del Bagheria è composta da Ballariano e Gallina. Costa sugli esterni, Ballariano Gallina accanto a Florio. Sono i centrali. Giro palla con il lancio lungo da parte di Roscone a cercare subito l'intervento di testa di Simone Guaiana, grande attaccante che ha calcato campi d'eccellenza, tante presenze per lui. Palla larga a cercare Seria che cerca il movimento di Mustaccia, tra quelli invece il suo centravanti Simone Guaiana, capitano del San Vito. Movimento ancora a liberarsi di Seria che va sul secondo palo. Canizzaro con l'uscita con i pugni solida. Gio va a dare fastidio a Sadotti che resiste. La rimessa però se la prende Bagheria. 58 secondi di gara. Occhio qui a rischio, se la cava poi molto bene Morone. Poi Caracappa falciato al numero 8, subito chiedono un giallo quelli della formazione bagherese, che ha detto bene Caracappa, le proteste di Florio che voleva subito un giallo, il primo fallo letteralmente di gara. Petrulli in mezzo al campo insieme a Caracappa. Scalisi, un altro degli assenti. Oggi neanche panchina per lui, però torna a disposizione. A quanto pare Raimondo Lucera sì, è indistinta. Florio allarga dalle parti di Ballariano che ha controllato male, pallone che viene scippato da Mustaccia che porta a casa anche un calcio di punizione. Sul settore di destra si fa davanti con Girgenti e Gio sugli esterni. Qui battuta malissima questa punizione corta da Mustaccia. Peggio non si poteva battere questo calcio di punizione. E subito Caracappa che incita a dare il pallone per battere la rimessa velocemente per il Bagheria. Eccolo Caracappa, controllo e poi la spedita in avanti a cercare Famà. Ottima chiusura da parte del centrale sanvitese. Poi prova a girarsi Di Giorgio, lo fa bene conquistando un altro calcio di punizione. Finora l'uomo più cercato Manfredi Di Giorgio in mezzo al campo. Coppie centrali con Awa e Touré, Aziz e Kader che adesso porta il pallone. Va a cercare Guaiana che si libera, poi ottima palla di Trivela. Dall'altra parte col traversone che arriva in mezzo, allontana molto bene Ballariano, anzi Gallina. Florio alza il campanile, deve inseguire Gio, non arriva. Allora Di Giorgio, grande di testa ancora da Awa che conquista campo. Sta partendo Seria, la palla a cercare lui, poi gestisce molto bene Awa, disturbato a Girgenti, rimessa comunque per il San Vito Lo Capo. Siamo sempre dal balconcino, attesa appunto della concessione per l'agibilità della tribuna al Comune di Bagheria che ha finito i lavori. Manca solo l'ultimatum, però direi che i lavori in poco meno di 2 anni sono terminati, sono iniziati e finiti, quindi lavoro molto veloce e soprattutto che rende molto. Non vediamo l'ora di poter che una pezza come Bagheria possa soffrire del suo pubblico e della sua tribuna, delle sue tribune, perché anche l'altra aspetta la concessione. Qui gran lavoro di Ballariano che resiste all'avanzata del numero 2. Qui Gio porta a casa un fallo sul pressing di Sadotti, calcio di punizione. Da via là con Mare, il terzino destro del San Vito. Punizione battuta da Costa che è esordito contro Accademia Trapani. Fama cerca l'appoggio su Girgenti, palla che arriva al numero 10, primo pallone toccato per lui e primo dribbling intentato, lui chiamava un tocco di mano che non c'è secondo l'arbitro. E allora la Commare, pallone spedito in avanti da Vua, molto alla cieca, può gestire questo possesso Ballariano. Canizzaro dice di aspettare, la vuole lui per impostare. Caracappa
Gran palla in profondità per Gio dopo un buon dribbling e poi deve uscire di testa fino a lì. Estremo difensivo di Alessio Rusconi di testa. Kader può ricevere questo pallone e gestisce lui. Ancora Ziz Kader. Palla sul settore di sinistra dove c'è il Abdul Basit. Buoni controlli numero 7 che prova a circumnavigare con un dribbling Costa. Si accentra e poi appoggia su Di Giorgio che ha aperto dall'altra parte su Sadotti, che nel frattempo si è mosso in avanzamento. Posizione di offside, però è stato troppo oltre la linea del Bagheria, che è molto alta e molto compatta in questi primi 5,40 di gara, che sono letteralmente volati al comunale. Costa con la palla lunga a cercare Fama, che però viene sempre incontro al movimento, mentre sia Caracappa prima che Alessandro Costa adesso hanno cercato la palla lunga e non si sono intesi col centravanti in maglia 16. Ancora lancio, stavolta c'è la profondità attaccata da Guaiana, la sponda ha chiamato un fuorigioco che viene fischiato soltanto dopo dall'assistente, dal direttore di gara, con la bandiera dell'assistente che era salita, e quindi inizia per il Bagheria. La prende comoda Florio, che andrà a battere questa punizione. Parte la panchina Ordóñez, l'uomo che ha segnato il suo primo gol, centravanti molto talentuoso, probabilmente da arrivare importanti come quelli spagnoli. Contro Licata, nonostante la sconfitta 4-1. Girgenti si fa vedere in una delle sue mattone, si accentra. Kevin Girgenti cerca il dribbling su Avua che lo blocca in maniera regolare e con una gran chiusura. Però può diventare un fatto, lo sappiamo, la capacità del numero 10 di andare 1 contro 1. Lui titolare in queste prime 3 di gara, in queste prime 3 di campionato, dicevo. Però è importante anche il rientro di Raymond Lucia, che però può ricoprire più ruoli dell'attacco. Caracappa si appoggia dietro. Ballariano, anzi Gallina. Adesso Costa. Gio cerca di saltare Sadotti, guadagna comunque rimessa sulla chiusura del numero 3 San Vitese. Rimessa a quella di Costa che cerca Sadotti e trova Fama, chiuso molto bene da Abdun Diaye. Palla in verticale, cerca addirittura il movimento del numero 6 che ha dato il pallone ed è salito, quindi c'è addirittura come centrocampista di inserimento, ha continuato la corsa. Petrullo, Ballariano cerca di trovare ancora Petrullo, scambia di 2, triangolo con pazienza il Bagheria, però la pressione del San Vito è alta, aggressiva, e allora Florio va dall'altra parte. Gallina si è fatto vedere Ordóñez che ha scaricato, giocano insieme con Fama, è quasi un 4-2-4 se vogliamo, anche se Ordóñez può giocare anche dietro la punta ed è quello probabilmente il ruolo che ricoprirà. Deve ancora intendersi nei movimenti, importante la collaborazione delle 2 punte quando si gioca in coppia. Grande apertura per il Abdul Basit che viene al centro del campo, cerca il pallone per il movimento di Simone Guaiana, gran recupero di Alessandro Costa che poi si rifugia dal suo portiere Canizzaro che però sbaglia il rinvio. Occhio perché la porta è vuota, Basit prova col destro giro, troppo morbido e troppo fuori dalla porta del Bagheria, però che rischio, si è preso Canizzaro che ha calciato di fatto su Basit e poi da lì ci sta che cerchi la porta che vota. Ha calciato mai il numero 7, forse è preso anche dalla fretta. A proposito di fretta, viene preso anche Florio alla sprovvista che sbaglia il tocco per Ballariano e il San Vito fa funzionare il suo lavoro di pressione aggressiva sin qui e quindi rimessi in zona d'attacco. Qui Petrullo prova a prendere posizione, ci riesce su Mustaccia, poi forse chiamava un tocco di meno numero 10. Girgenti rimpallo, ultimo a toccare dovrebbe essere Di Giorgio, e così rimessa per il Bagheria. 10 minuti di gara, ancora massimo equilibrio e soprattutto reti bianche al comunale, 0-0. Petrullo ha libertà di girarsi e impostare, si rifugia da Canizzaro che sventaglia, una gran palla per Ballariano che mette giù di petto, poi cerca di tenere in campo questo pallone, addirittura in sforbiciata, palla che è terminata sul fondo, rimessa per il San Vito Capo.
gioca la seconda maglia, quella bianco-blu. Bagheria che invece in divisa da caso, ovviamente nero-azzurra con numeri dorati. Devo dire, anche una bella maglia. Mustaccia da Abundiaie, movimento di Guaiana, cercati invece il Abdul Basit, chiusura comunque ottima quella di Gallina. Florio, Ballariano rischia sulla pressione, ha riconquistato Mustaccia, poi intervento di Ballariano. Mustaccia ha preso un colpo, ovviamente si gioca perché non è falloso intervento. Cara K ha alzato il campanile in direzione di Fama, mangiato letteralmente da Kader, che però commette fallo calcio di munizione, anzi da Abua, perdono. I terzini sono Abua, Kader e Abundiaie, però molto spesso il numero 8 si alza per impostare. Però anche qui il numero 6, diciamo da braccetto di sinistra, in una difesa a 5, quella che sembra lo schieramento tattico iniziale del San Vito, così come probabilmente lo sarà Kader, che è quello di destra, braccetto, vanno in avanzamenti in corsa cercando di smuovere un attimo le linee di pressione. Qui Girenti ha preso un colpo dopo che lo ha preso anche Petrullo, rimessa battuta rapidamente dal San Vito. Guaiana non controlla, gran lavoro di Florio qui in disturbo, poi servizio rapido su Ordognes. Avanza il numero 9 che poi sbaglia il tocco per Girgenti che era un po' in ritardo. La Comare, velo intelligente ancora da parte di Seria che arriva al fondo. Occhio a Mohamed Seria, gran intervento di Ballariano pulito al massimo, riconquista il pallone per il Bagheria. Fin qui ottima la prova di Ballariano, lancio qui da parte di Petru in direzione di Gio che ha tagliato ma col mancino, la posizione defilata, pallone largo. Bagheria la prima volta che squilla dalle parti dell'estremo difensore Rusconi, ma importante questa chiave del taglio di Gio per provare a smuovere la difesa del San Vito. Ci è riuscito, però poi molto complicato trovare la porta da lì. Eccolo Rusconi. Anche la pressione del Bagheria è aggressiva e la vediamo per la prima volta adesso in questa partita, perché è la prima volta che imposta dal basso il San Vito. Lo fa con Kader, cercato di Giorgio. La Comare torna ancora da Kader che è costretto a alzare il campanile. La palla ancora buona in campo. Guaiana anticipato a Ballariano che ha molti, non pochi centimetri meno di lui, ma riesce ad arrivare prima. Guaiana riceve indisturbato, poi trova la palla interessante per il Abdul Basit che mi sembra nettamente partito in anticipo e soprattutto è oltre la linea bagherese. Ballariano, Caracappa, Florio, Gallina rischia la sua pressione di Basit, se la cava ed esce bene. Poi cercato Petrullo che prova ad agire la pressione di Di Giorgio, tutto occhio del solito, però lancia in verticale a cercare il movimento di Fama che però mette in difficoltà Kader. Ci riesce San Vito che però deve gestire questo possesso con la Comare. Fama ancora in pressione, aggressivo, va via ancora Simone Fama, gran lavoro. Può mettere il cross, a rimarco c'è Girenti, cross basso, telefonato per Rusconi che può bloccare. Numero 1. Ok, grazie. Gallina prova a sventare in direzione di Gio che mette giù in corsa, no, si lascia il pallone in out, rimessa al fondo. Correzione arrivata da gli autori di San Vitesio oggi non indistinta. Il portiere è Sandu, qui possibile vedere il numero di maglia del portiere San Vitese e il numero 12, non Rusconi che è il numero 1 che in panchina è Sandu, Jonut Sandu. Estremo difensore San Vitese, rimessa a cura di Federico Sadotti che cerca la spizzata di Guaiana che non trova Basit. Florio
gestisce questo pallone andando all'indietro da Canizzaro. Ballariano chiede calma, Tomasello in panchina. Girgenti si fa vedere, anche spazio per girarsi. Pestone di Mustaccia, punizione. Girgenti dice a Ballariano lascia e va dietro da Florio. Gallina cerca il lancio ancora per il movimento di Gio che sta mettendo a repentaglio da quella parte. Salotti lo sta mettendo molto in difficoltà. Qui è bravo per il numero 3 che è riuscito a tenere botta e conquistare i rimessa laterale. Rimane in pressione alti Bagheria con Famà lì. Ancora Donic che si sta comportando da trequartista praticamente in fase di un possesso per una mezzala, perché di fatto sono molto ampie, molto larghe le due mezze di Tomasello, anche se Ordonis sta giocando qualche metro più avanti rispetto a Caracappa. Atipico anche che non aveva giocato come trequartista, come mezzala addirittura in fase di un possesso, però tradizionalmente con caratteristiche offensive. Basit va al pallone in mezzo, Florio intercetta e poi però spediamo su in avanti, forse con troppa fretta anche qui, poi cadere all'indietro. Cader larga VA, si muove seria, servizi invece per la Commare, bel contromovimento qui dei due della catena di destra. Mustaccia ha scambiato con Abundiaie, riceve ancora il 10 Di Giorgio. Apertura sulla Commare che si perde un controllo abbastanza semplice, rimessa per il Città delle Ville. Che ritmo, intensità, Tomasello. Guizzo che ancora non è arrivato, ambo le parti in questa domenica pomeriggio. Basit che stringe sempre molto vicino a Guaiana, qui ha cercato di andare da lui con questo pallone lungo, uscire Canizzaro. Petrullo che si passa sempre in impostazione. Costa, Gallina, Florio attaccato alla seria, Florio gestisce questo pallone a un tocco su Caracappa. Petrullo muore il controllo, poi si appoggia il Caracappa, c'è il forma, c'è il vantaggio, si gioca, vediamo se arriva il gioco. Caracappa con la verticale per il Tori Girgenti, intervento di AVA e adesso infatti è Canizzaro ma anche Florio che richiama attenzione il direttore di gara per questo contrasto sul Petrullo duro, tra l'altro aveva già scaricato. Tra l'altro a dire alla panchina è il secondo, perché il secondo fallo commesso da Guaiana. Deve essere furbi noi, Ciccio! 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 Ciccio non serve a niente, deve essere furbi noi, Ciccio lo sappiamo, furbi noi dobbiamo essere, lo sappiamo. Nel tempo tutto ok per Petrullo che si rialza. Si dipende dalla rimessa 3 per il Bagheria. Ordognes, anzi Gio, ricomincia la Gallina che cerca in quel momento di Costa a liberarsi alle spalle di Sadotti per andare al cross Costa, deviazione e pallone allontanato da Abundiaie che ha evitato il corner. Gio prova a duellare con Mustaccia che vince questo contrasto fisico, poi pallone ancora una volta spedito in rimessa laterale. Colbre che va in aggressioni alte, difesa alta e duelli uomo contro uomo di fatto. Ordognes cerca il pallone dentro l'area, respinto, poi Ballariano prova da fuori col mancino. Non era una cattiva idea provare la conclusione da quella distanza, pallone alto sopra la traversa, anche perché di fatto si è detto di spazi ne concede pochi. Sinistro
però che è terminato alto di qualche metro sopra la porta di Yonut Sandu. Rinvio del 12 a cercare Mustaccia che va contro Florio che lo contiene bene, poi Ballariano manda lungo questo pallone, messo giù molto bene da Di Giorgio che addirittura con un sombrero per superare Ordognes che chiamava una retta punta. Basit la perde regolarmente sugli interventi di Petrullo, poi Famà può spedire questo pallone in verticale largo da Girgenti che la tiene in campo, va 1 contro 1, la sua situazione preferita. Caracappa rimorchio, va al cross, forte e teso, colpito la Gommare, ancora Bagheria però, Ballariano traversione a 3/4, pallone allontanato, può raccogliere Ordognes 1 contro 1, finta di Ordognes, sinistro, largo. Mezza occasione per il Bagheria, che però sta trovando gli spazi e sta creando adesso di più. Darci non ha senso, non può poter darci, sì. Ha trovato la quadra per restare alto e aggredire in quella maniera e poter far male a squadra di Tomasello. Minuto 22, 0-0 fra Bagheria e San Vito, massimo equilibrio, però sta uscendo fuori il Bagheria, anche se il San Vito è ben messo in campo. Sadotti, a vedere Di Giorgio a lancio lungo a cercare Guaiana che è nettamente oltre la linea nerazzurra. Anche qui è un fattore questo, molti fuorigiochi fin qui del San Vito, anche grazie al lavoro della linea difensiva bagherese che sale su queste palle alte. Basit, stop di piatto, polza e Campania, fa lo stesso Caracappa. Famà, forse con un fallo qui, si gioca. Aperto sulla Gommare, che può avanzare sul settore di destra, pallone a cercare Seria, che invece venire incontro, ancora una volta poco intesa su quella, da quella parte, mentre lasciato sfidare il pallone Ballariano, rimessa al fondo per Canizzaro. Florio, movimento di Girgenti che prova ad andare di prima dalle parti di Fama, accompagnato il movimento Gio nel frattempo anzi addirittura Petrullo. Ordognes si sacrifica anche dietro, poi grande uscita pallone destro sinistro, Girgenti lavora bene, Caracappa guadagna rimessa. La qualità di Ordognes che dà una mano. Caracappa prova a far sbucare questo pallone che viene schermato dal centrocampo del San Vito Lo Capo. Florio dice gioca il dietro di gara, Florio va all'indietro. Gallina, Alessandro Costa, quasi minacciato dalla pressione di Basit, si va dietro da Cannizzaro che calcia malissimo questo pallone, che però è ancora buono, pallone che sbatte, però adesso esce. Vediamo sempre di San Vito. Sadotti all'indietro. Abundiaie. Da Kader. Da libero cerca di impostare, ancora cerca di Guaiana che infatti si è disintesso il pallone perché era ancora molto in fuorigioco. Intervento di Florio. Caracappa allunga per Girgenti. Non c'è la Gommare sui duello, a Girgenti ha un po' di campo per andare 1 contro 1 con Di Giorgio. Tripling secco di Kevin Girgenti che viene abbattuto da Di Giorgio. Qui il cartellino non glielo leva nessuno. Ammonizione solare sul numero 8. Ecco lo spunto di Kevin Girgenti e il cartellino giallo, il primo della gara ad opera di Manfredi Di Giorgio, che qui è andato di fatto a tappare un buco lasciato dalla Gommare. Si è perso qui il duello
uomo contro uno, terzino esterno, è andato a ripiegare il mediano bianco-blu. Punizione. Girenti ha sentito il colpo ma vuole battere questa punizione per andare in mezzo. Ovviamente Florio a riempire l'aria. Ordóñez, Famà e anche Petrullo. Alla fine Girenti lascia Caracappa. Va saltare il numero 10 che non è proprio una torre, però per dare fastidio in mezzo, per avere un uomo in più. 26 sul cronometro, 0-0. Inizia a fare il Bagheria. Barriera 2. Caracappa calcia in mezzo. Uno schema per il movimento a staccarsi di Ordóñez che ha calciato, anzi di Gio se non sbaglio, sì di Gio, che approda il mancino, palla larga. È uno schema ovviamente chiaramente questo adottato dalla Bagheria col pallone a rimorchio di Caracappa, per il momento di Gio che però non riesce a girare bene. Ancora una volta con momenti la Comare che stringe serie che si allarga, riconquista alto il Bagheria, Caracappa a terra, non c'è fallo. Basit. Di Giorgio. Si è beccato il giallo, no look addirittura per servire la Comare per in verticale per il Abdul Basit, salta la posizione regolare, Mustaccia! Arriva a rimorchio la terra di nessuno e prende la traversa sull'assist di Abdul Basit, che è l'uomo più pericoloso del San Vito perché svaria da una parte all'altra del campo, e qui ha servito l'assist per Mustaccia che ha spedito sulla traversa, occasione gigantesca per il San Vito Lo Capo al 27. Gigantesca. Si dispera il numero 7 del San Vito che ha servito l'assist a Mustaccia, che da colpo sicuro, palla sotto la traversa, presa in pieno la traversa. A te un giocatore del San Vito mentre si dissetano le squadre ne approfittano ovviamente. Sinceramente le temperature si sono abbassate rispetto al doppio turno di Coppa di primi di settembre, manca le prime due giornate, però comunque fa caldo e comunque la fatica si fa sentire. Iniziarsi Sportisili che trasmette anche altre gare, come sappiamo, in questa domenica, come quella fra Castellammare e Montelepre, che è live sull'altra sezione live. Qui il San Vito ha conquistato un calcio d'angolo, una rimessa che va a battere lunga, evidentemente è una caratteristica. Abundiaie che è un centrale a centimetri, però qui vuole andare di fatto a un calcio d'angolo con le mani. Florio svetta su tutti e mette fuori, poi ancora Abundiaie ha liberato Petrullo, deve duellare Ordóñez, deve lottare, Caracappa deve fare lo stesso, alla fine risolve la questione della Comare. Abundiaie ancora un po' frettoso nel pallone, Ballariano, Girgenti si impegna a tenere il pallone, poi nasconde il pallone a Basit che fa fallo sul 10, punizione. Petrullo la chiama Gio, gran palla di Petrullo, c'è in vantaggio Abundiaie. La Comare salta la fallo, Girgenti che dice no, l'arbitro fischia. Fallo che è comunque intelligente per fare salire il Bagheria. 30esimo, adesso ancora 0-0 al Comunale. La più grande occasione ha avuto il San Vito con la traversa di Mustaccia, Guaiana. Arriva prima di Florio ma senza
trovare un compagno tra i capitani qui delle due formazioni. Caracappa a 2 tocchi su Ballariano, che deve uscire alla pressione alta di Lagommare, pallone a cercare Famà, di testa Kader, poi Girgenti la fa uscire bene per Petrullo, che usa ancora la qualità per andare ad Ordognes, molto largo il numero 9, larghissimo ancora di più Gio, che può ricevere e può andare a puntare Sadotti, riempie il mezzo spazio Ordognes, Gio ancora accelera, cambia passo, velocissimo Gio, mette in mezzo, ha preso il fondo, ha fatto una gran giocata, arrivato Caracappa in inserimento, chiuso sul più bello, calcio d'angolo. Bellissimo spunto di Gio, che ha cambiato passo con tanti piccoli tocchi, mettendo in difficoltà il San Vito. Calcio d'angolo. Caracappa o Girgenti? No, Petrullo Girgenti, però va il 10. Con Petrullo che dice batti tu. Calcio angolo sul secondo palo, scalcato fuori, Ordonez la rimette verso il centro dell'area, palla che sbatte su Abundiai, anzi su Abdul Basit, che ovviamente ha fornito centimetri in aria per dare una mano. Calcio d'angolo dall'altra parte, sempre per i Bagheria. Girgenti, tocco corto per Ordonez che la rimette, palla messo fuori, ancora che svetta in aria, anticipato fuori alla fine, ultimo tocco di un giocatore del Bagheria, rimessa al fondo per Sandu. 32. Ancora 13 a giocare di questo primo tempo. Girgenti, buono il controllo, affossato da Awa, punizione. Prende l'ennesimo calcione il 10 del Bagheria. Ma botte Caracappa. Florio. Petrullo. Apre su Costa. Giro in appoggio sulla Solina, Costa invece cerca la palla per Famà, che prova a passare alle spalle di Kader l'uscita di Sandu tra i due tiranti, il terzo gol, come si suol dire. Poi sembrava falloso intervento di Guaiana su Gallina, l'arbitro fa giocare e si passa sempre da Petrullo. Ballariano, movimento di Girgenti che riceve tacco intelligente, interessante a trovare Caracappa, che poi con un calcione da Mustaccia rischia anche lui. Punizione per i Bagheria, l'ennesima. Partita molto maschia. Qui siamo distanti magari per andare dentro, però Petrullo un occhio lo dà. E alla fine è Florio che tocca corto per lui. Petrullo lavora sulla catena di sinistra di Bagheria. Ballariano va al cross in mezzo per Ordognes. Ha presa ancora Kader per allontanare. Rimessa per il Bagheria, non per il San Vito. Qui tutte in piedi. La panchina del San Vito che è andata a protestare perché sembra abbastanza netta la rimessa per i biancoazzurri. E infatti l'arbitro arriva a calmare le acque di una panchina al momento molto composta, molto tranquilla. E però abbastanza si è abbastanza innervosita su questa situazione a loro sfavore. Florio, lancio per Girgenti, non si fa scavalcare Abua.
rimessa per il Bagheria che ci prova con la soluzione lunga, passando anche dagli esterni che sono stati una chiave. Gio, Girgenti, i due spunti importanti hanno creato qualche problema. Mustaccia si gira in maniera elegante, poi passa per su Caracappa, stavolta sgambetto il 7 con qualche secondo di ritardo fischiato. Di Giorgio. Sin qui nessuno spunto, ad eccezione della traversa di Mustaccia, che è l'occasione più importante sin qui. Poi 0 tiri in porta per il Bagheria, cacciato vicino però. Florio protegge sull'inserimento di Basit, uscita di Canizzaro, che poi va al lancio lungo, precisissimo su Girgenti, e preciso anche il controllo del numero 10 che ne affronta 2 per a passare, cercando conforto anche in un rimpallo. Sbatte contro il muro San Vitese e rimessa. Anche lui, giocatore brevilineo di grande rapidità. Florio con l'esterno, Ballariano quasi a togliere la disponibilità di Girgenti, ma è lui che restituisce. Altro tacco del numero 10, Ballariano, palla nello spazio a cercare Gio che si fa vedere quasi in posizione di centravanti. Tacco utile solo a tenere questo pallone in campo, ancora giocabile. Però Bagheria che reagire con questo. Ballariano, cercare il cambio di lato, è arrivato il filtro. Caracappa non controlla, poi si pestano i piedi. Lui e Kevin Girgenti, rimessa che passa al San Vito. Girgenti, ancora una volta riconquistata in zona d'attacco il Bagheria, poi Girgenti forse si impelaga un attimo, assaggiando con i tocchi, rimessa per il San Vito, anche se non è d'accordo Kevin Girgenti. Il Sabdul Basit, 1 contro 1 tra le linee, trovato Guaiana, attacco interessante che restituisce il pallone al 7. Seria, sbaglia il controllo, perde anche l'equilibrio. Bagheria che può ripartire, lo fa con Fama che lavora bene questo pallone, c'è il vantaggio. Gio forse si era distratto un attimo, deve giocare il Bagheria, però viene mangiato ancora una volta da Kader. Gio resiste e va da preso Ordognes che dà occhi in mezzo, 1 contro 1, rientra il numero 9, si appoggia su Costa che con un numero passa, se lunga il pallone e deve riprendere anche altre persone, dentro per Gio che per poi girarsi lo fa con una sorta di mezza Veronica che poi viene imitata da Di Giorgio. Bene, meglio punizione. Ovviamente stava parlando dietro di gara con Petrullo. San Vito che ha cercato in maniera abbastanza astuta di battere rapidamente questo calcio di punizione, ma non si può. Punizione quasi a centrocampo per il San Vito Lo Capo. Lancio lungo, Guaiana, spizzi di testa a cercare il movimento di Seria che nel frattempo si è scambiato di fascia con Basit che tagliava spesso dalla sinistra a destra, e poi da un movimento del genere è nata la più grande occasione del San Vito di questa partita con la traversa di Mustaccio. Ricordiamo, adesso si sono definitivamente scambiati Basit a destra, a sinistra Seria per provare a scuotere un po' la ripresa del Bagheria. Eccolo Seria, movimento di Basit che fa la stessa cosa dal lato opposto, prova a sfondare su un Gallina, sin qui perfetto, anche qui. Tra l'altro si prende per la rimessa, sinora si è comportato egregiamente il centrale in maglia 3. Ordognes, Guaiana a dare una mano e riconquistare per il San Vito. Mustaccia, Di Giorgio, Abundiaie vuole insistere sulla carriera di sinistra dove c'è Sadotti, magari ha schierato, Gallina libera l'area per sé e per noi. Ordognes, buon il controllo, addomestica bene questo pallone. Caracappa si muove, poi grande sventata in direzione di Girgenti, bellissima idea
ferma tutto la Comare. Caracappa senza fallo, ha giocato ad occhi su Famà che si avvede in posizione di trequartista, quasi invertendosi con il numero 7. Ancora Famà, troppi tocchi però, pallone perso, recuperato immediatamente Ordonic. C'è un uomo a terra del San Vito, gioca il Bagheria, Ordonic sta tenuto per la maglia da Mustaccia e qui il giallo non glielo ha nessuno. Al secondo fallo di Giorgio Sommenito, al secondo fallo, stessa sanzione, stesso esito per Mustaccia che non viene perdonato più. Poco fa aveva fatto un brutto fallo su Girgenti, qui fallo non brutto ma tatticamente giusto per il giallo, trattenuta su Ordonic, tutto ok per Di Giorgio nel frattempo che si rialza. Florio dentro l'aria insieme a Famà e Ordonic sul pallone Petrullo, 41 sul cronometro, 4 da giocare più eventuale recupero di questa prima metà di gara al Comunale di Bagheria. Petrullo va corto da Ballariano che vuole crossare da lì, l'ha fatto già 3 volte verso Famà che ha cercato di andare in avvitamento. Altra rimessa per i Bagheria. Gallina, occhio la pressione di seria, Gallina deve liberarsi velocemente di questo pallone. Caracappa, Costa, traversone sul secondo palo, Sandu, facilissimo, telefonato questo traversone, bloccato, va ad andare lunghissimo il portiere rumeno, lavorato Gallina, Ballariano, Girgenti, libertà di esprimersi, Petrullo, Gallina, cerca Ordonic che tocca di prima, anzi Gio per Ordonic, è scivolato Costa, lo copre Petrullo, si era addirittura quella la rimessa ma ovviamente è lui l'ultimo a toccare. Gallina, Petrullo, taglia Girgenti, sale si allarga Ballariano, Florio rischia un dribbling all'ultimo ma se la cava, sgambetto di Basit, punizione. Caracappa, Ballariano la fa passare per Caracappa che torna a Girgenti che cerca di gersi al controllo. Ballariano ripresa nel possesso bagherese, Petrullo con l'esterno ha preso Ordonic, si allarga Gio che può ricevere, eccolo servito, va a puntare a Bundiaie, esterno di Gio a cercare Girgenti che nel frattempo è passato a destra in questo movimento qui anche per scompigliare la difesa sanvitese, calcio d'angolo il Bagheria che vuole attaccare e provarci in questo finale di primo tempo. 43 tondi sul cronometro, occhio sempre a Florio che è più alto di tutti per il Bagheria lì in mezzo, stavolta batte Gio, però a prolungare Gallina, perché se mette in difficoltà, ci sono 2 uomini a terra, uno per parte, forse c'è la fallo su Cader, pallone poi allontanato per il San Vito, è scivolato Cader, non c'è stato fallo, poi mette fuori Ballariano. Guaiana vuole battere rapidamente, rimessa lunga a cercare Mustaccia, non si fa trovare impreparato Alessandro Costa che spazza via. Palla ancora su Guaiana, Di Giorgio, Abua, Cader sullo scarico ancora del numero 8 a Bundiaie, Seria viene a perso questo pallone tra le linee, sbaglia il controllo, Petrullo, Ballariano, Caracappa quasi in posizione Luri esterno con Girgenti vicino a Famà, servito proprio Girgenti, scarica su Florio, Gallina, bravo il Bagheria, uscire da questa situazione di pressing, dall'altra parte verticale di Gallina, idea interessante per Gio, palla però troppo lunga, e palla gestibile da Yonut Sandu. Cader trova il movimento di Giorgio, largo la Commare, cercato invece AVA, ultimi 20 secondi di primo tempo più recupero. Di Giorgio, largo c'è Seria, pallone invece dall'altra parte per Basit, poi il controllo numero 7, punta Ballariano, salta con il numero Basit in area, destro, Cannizzaro,
E poi ho confusionario, Guagliano a terra, non calcia nessuno. Mustaccia, fallo in attacco alla fine con Di Giorgio e Sadotti che assalgono l'arbitro per questo contattina, forse per un tocco di mano. Comunque il San Vito ha avuto un'altra occasione enorme, passando sempre dai piedi di uno strepitoso Issa Abdul Basit che prima l'ha costruita nell'occasione della traversa di Mustaccia. Qui invece ha dato lui in porta col gran riflesso di Canizzaro, e su questo spavento per il Bagheria e sussulto per il San Vito si conclude la prima frazione senza recupero, con il San Vito che può andare a riposo con le idee ben chiare. Bagheria invece qualcosa giusto ce l'ha, anche se ha cercato di creare problemi, ma sin qui più pericoloso il San Vito. Torniamo tra poco per il secondo tempo qui al Comunale di Bagheria. Lillo Bonfatto, altra vittoria convincente del Licata, soprattutto nel primo tempo si è stati bravi a concretizzare contro una squadra che vi ha anche un po' messo in difficoltà. Sì, devo fare complimenti anche al Bagheria perché è una squadra giovane, ma una squadra che ha idee, una squadra che si muoveva bene, giocava. Noi devo fare i complimenti ai ragazzi perché l'abbiamo preparata così, l'abbiamo interpretata per partire forte, ci è riuscito, abbiamo sbloccata. Poi è normale, ci sta, dopo che al primo tempo stai 4-0 puoi mentalmente mollare, però poi abbiamo preso gol, poi ci siamo ripresi, a tratti abbiamo fatto le cose giuste, a tratti sinceramente abbiamo fatto la cosa un po' più difficile, però per il risultato che c'era ci poteva stare. Ecco, oggi la scena se l'è presa almeno a livello di marcature Luca Palmisano, e la conferma comunque del fatto che hai tanti giocatori che possono fare male anche in diverse maniere. Sì, diciamo che per statistica nelle mie squadre hanno sempre segnato un po' tutti, sappiamo che possono segnare gli attaccanti perché non fare gol obbligatoriamente, gli esterni però anche ho mezzali che si inseriscono e possono fare gol, poi i terzini che spingono, quindi diciamo che per ora gira bene, fanno gol e siamo contenti, però a me quello che interessa più di tutti è che l'atteggiamento non deve mai mancare, la voglia di vincere le partite non deve mai mancare, e quindi siamo contenti. Siete contenti? Adesso domenica prossima altro esame importante lontano da casa. Intanto che partita ti aspetti e come naturalmente hai già in testa qualcosa anche in base a quelli che sono i giocatori a tua disposizione? Dovrebbe tornare pettinato se non sbaglio dalla squalifica. Sì, torna pettinato e siamo contenti che torna perché è giusto avere anche più alternative. E così a me piace che il gruppo mi mette in difficoltà come mi mette in difficoltà durante tutta la settimana perché si allenano bene con la giusta intensità e noi tecnici dobbiamo essere bravi poi a scegliere quello che ti permette la partita, quello che tu vedi durante la settimana, poi puoi fare le cose giuste, puoi fare anche le cose sbagliate, però domenica sappiamo, ci godiamo questa partita. Oggi, già da domani dobbiamo pensare la prossima che è il Misilmeri, una squadra ovviamente buona, allenata anche da un bravissimo tecnico che conosco e quindi però noi dobbiamo essere bravi a prepararla bene mentalmente. Poi ripeto, i ragazzi durante la settimana si allenano con quella voglia, con quella determinazione che va fuori dal normale, quindi per me viene facile. Angelo Tomasello, guardando il punteggio si potrebbe pensare a una partita andata come da pronostico, la squadra nettamente più forte dell'altra sulla carta, però chi ha visto la partita sa che il Bagheria, soprattutto nel primo tempo, prima magari di subire il quarto gol, è stato pienamente in partita e meritava forse un punteggio diverso. Il calcio è strano nel senso che comunque poi al di là della mole di gioco, di quello che fai, poi quello che sposta le partite sono gli episodi, diciamo che non siamo stati bravi o fortunati, abbiamo preso 2 gol in avvio di partita, un Eurogol, poi il secondo gol, diciamo il rigore lo voglio rivedere, però è chiaro che poi questi 2 episodi hanno indirizzato la partita, una squadra come il Licata con quella qualità offensiva chiaramente poteva sempre farti male, però i ragazzi nonostante questo passivo hanno provato a rimanere in partita e se rimprovero qualcosa alla mia squadra è proprio che nel momento del 3-1 c'è stata quasi la foga di volerla riprendere quando là dovevamo un attimino respirare e secondo me cercare di rimanere in partita, poi chiaramente sul finale del primo tempo arriva il 4-1 e là a quel punto la partita è compromessa, abbiamo avuto poi un atteggiamento nel secondo tempo, però niente, questa partita la mettiamo da parte, impariamo che dobbiamo essere più attenti, più cinici e andiamo avanti per la nostra strada.
Ecco, so che non ti piace parlare dei singoli, ma ti ci faccio parlare lo stesso. In particolare due giocatori hanno attirato l'attenzione anche di chi ha seguito la partita. Uno sicuramente Ordóñez, non soltanto per il gol, ma anche per questo suo continuo movimento, anche una proprietà di palleggio importante. E anche il terzino Ballariano, un 2006. Parlaci un po' di questi ragazzi. No, vabbè, sono dei ragazzi che hanno tanta voglia, tanta fame. Ordóñez è un ragazzo spagnolo che sta rientrando dopo 15 mesi da un lungo infortunio, ha tanta voglia, tanta fame, e sono contento per lui perché oggi finalmente, devo dire, l'ho visto un po' più sciolto, ha fatto anche gol, quindi bene il percorso. Ballariano è un altro ragazzo in gamba che l'anno scorso ha giocato già in eccellenza, nel 2006, si sta adattando un po' a questo ruolo nuovo che io ho trovato come terzino sinistro, ma poi diciamo, oltre a questi nomi, diciamo, tutti i ragazzi stanno crescendo, si stanno impegnando. Peccato perché, ripeto, arrivare qua con buoni propositi e prendere 4 gol nel primo tempo brucia tanto, però ripartiamo da martedì più convinti che mai. Mister dell'Ascari Cefalù, mister Comito, buona la prima, il primo round del primo turno di Coppa Italia si chiude col punteggio di 1-0, diciamo un commento sulla vittoria dei suoi ragazzi. Siamo contenti perché non era facile iniziare col piede giusto, perché ci alleniamo da un mese, quest'anno stiamo iniziando troppo in ritardo, quindi un mese di allenamento, non vedevamo l'ora. Contro una buona squadra, devo dire, perché l'Aspra è una buona squadra, una squadra di categoria con gente molto, molto valida. Sono contento per il risultato, magari poteva essere, diciamo, un po' più rotondo, però va bene così, dico, lavoriamo e pensiamo testa a domenica per l'inizio del campionato. Bombermoccero ricomincia da come aveva terminato, cioè con una grandissima perla, un Eurogol che porta in dote un successo adesso da gestire in vista della gara di ritorno. Guarda, Moccero sì, certamente non lo scopro io, per queste categorie è un giocatore affermato, ha fatto un gran gol, lui sa cosa gli chiedo, perché secondo me ancora non è al massimo delle sue potenzialità, sa cosa voglio da lui, è un ragazzo intelligente, con potenzialità secondo me fuori dal comune. Quindi anche lui sa che deve migliorare come tutti, del resto siamo solo agli inizi, al ritorno al momento non ci pensiamo, godiamoci questo risultato, da domani penseremo all'inizio del campionato domenica e poi prepareremo il ritorno a casa loro. Quindi la prima giornata di campionato sarà nuovamente in casa davanti al pubblico contro il Pro Falcone. Qual è l'obiettivo stagionale dell'Ascari Cefalù quest'anno? Guarda, non saremmo presuntuosi a dire vogliamo questo, vogliamo quello. Facciamo iniziare il campionato, siamo in un girone dove qualcosina sappiamo ma non del tutto, quindi è tutto da scoprire. Noi lavoriamo giorno dopo giorno, lavoreremo partita dopo partita e poi vedremo quale sarà la nostra reale forza, se possiamo ambire a qualcosa o meno, ma soltanto con il lavoro settimanale, ti ripeto, con la conoscenza delle squadre che non sappiamo al momento come sono, insomma, con tutto il massimo rispetto, attenzione. Il mister dell'Aspra Sciortino, i suoi ragazzi sono ancora in corsa al termine della partita di oggi, che comunque è terminata 1-0 di misura. Quali sono le prospettive in vista della gara di ritorno? Noi abbiamo una squadra giovane costruita per la salvezza, ci tenevamo a far bella figura oggi, i ragazzi si sono comportati bene dentro il campo, hanno lottato fino alla fine, potevamo pareggiare come l'Ascari poteva segnare il gol del raddoppio, però sono contento dei miei ragazzi. Un secondo tempo in crescendo che lascia ben sperare in vista del prosieguo della stagione, visto che questo potrebbe essere un buon sintomo di una buona condizione da parte dei suoi ragazzi. Sì, il secondo tempo molto meglio del primo, ripartiamo da questo e andiamo passo per passo, speriamo bene. Senza cattiveria, senza voglia, senza questi presupposti, sicuramente è difficile fare risultato, è difficile impattare contro una squadra quadrata come Misilmeri, che ha fatto, diciamo, il minimo sindacale per portare via i 3 punti meritatamente, perché poi bisogna anche riconoscere il valore dell'avversario, cosa che non abbiamo sempre fatto, riconosciamo i nostri demeriti che sono abbastanza quelli di un atteggiamento, di un approccio che non va bene, che sono delle situazioni che
bisogna subito fare un'inversione di rotta, perché ci sono degli avversari che ti castigano alle prime situazioni, e quando gli offri pure il fianco, questo di qua diventa per noi una montagna insormontabile. Quindi l'inversione di rotta deve essere subito determinante. Cambi di modulo che possono avvenire durante la partita, queste qua, grazie alla duttilità che hanno alcuni giocatori, quindi ti permette di non fare dei cambi, ma come dico, gli effettivi in campo di cambiare atteggiamento, un modulo. L'atteggiamento è quello là che dobbiamo cambiare, la cosa più importante è questa, perché quando si tira così poco in porta difficilmente puoi mettere in difficoltà l'avversario, come Don Gallo Pisilvano, ripeto, che ha fatto il minimo sindacale, ha vinto meritatamente. Noi dobbiamo solamente recitare in mia colpa e cercare di capire dove sono i problemi che oggi sono emersi, e che sinceramente bisogna subito mettersi alle spalle, perché sennò questo campionato sarà molto difficile. Di nuovo sul rettangolo verde del comunale di Bagheria, quasi pronti per il secondo tempo fra Bagheria Cittadella e San Vitolo Capo. È 0-0 la prima metà di gara, una metà di gara in questo più pericoloso il San Vito per entità di occasioni, perché è arrivata la traversa con Mustaccia e l'occasione sul fine di primo tempo per Issa Abdul Basit, dove ha fatto una gran parata Francesco Calizzo salvando i suoi. Bagheria che però ha cercato di creare e ha alzato il ritmo e la pericolosità del gioco col passare del tempo, senza però riuscire a calciare in porta e a inserire. Il portiere del San Vito, Yon Tusandu, ha intensificato durante la pausa di riscaldamento il numero 19 Bagheria, Geraci Gabriele, che sembra pronto a entrare. Sì, è pronto il cambio, vediamo al posto di chi sembra uscire Fama. Picone, pardon. Proprio al posto di Fama, perché vediamo Ordóñez in campo pronto a battere il calcio inizio del secondo tempo, al posto di Fama, che ha avuto grandi difficoltà anche per via della fisicità dei difensori del San Vitolo Capo, che sin qui sono stati molto bravi a neutralizzare ogni possibilità di avanzamento del Bagheria. Quindi dentro Gabriele Picone, classe 2005. Stessi 11 invece per il San Vitolo Capo. Secondo tempo che parte adesso, palla giocato dal Bagheria, che vuole subito offendere dalle parti di Girgenti, che sposta il pallone e prende subito un fallo, calcio di punizione. Praticamente Ordóñez ha scambiato la posizione con Fama, perché lui il centravanti, in realtà è un centravanti il numero 9, mentre Picone si comporterà come ha fatto Ordóñez, cioè quasi da mezzala, comunque ad accompagnazione. Girgenti cerca lo spunto su AVA, chiuso, rimessa a 3 in zona d'attacco per i Bagheria, che in questo secondo tempo attaccherà sotto nostra postazione. Vallariano, cross di prima di controbalzo interessante di Giorgio, ha riempito l'aria per liberare Petrullo. Buon primo tempo il suo, così come quello di Costa. Picone allunga su Gio, uno dei più pericolosi del Bagheria, uno contro il numero 11 che cerca il momento di Picone. Non era una cattiva idea, poi deve allontanare come può a Ndiaye, rimessa laterale. Vediamo come si comporterà Picone, che deve anche collaborare con Giorgio Catenesta. Fuori gioco il numero 11 che tocca questo pallone, rimessa, pardon, calcio di punizione per il San Vito, pescati in fuori gioco Gio.
magari che è una delle squadre più giovani del campionato. Come detto all'intro partita, una vittoria serve a entrambe le squadre, entrambe a 3 punti. Nel frattempo il Castellammare, sempre live su Sportissimi, potete seguirla, è in vantaggio sul Montelepre a fine primo tempo per 1-0 al momento, visto il pareggio dell'Icata momentaneo sull'Aloisio di Misilmeri, è primo in classifica in solitario, ovviamente attendendo le altre dai campi d'eccellenza. Qui Girgenti non è riuscito a tenere in campo questo pallone che è uscito dal fondo. Rimetterà Yonut Sandu, che gioca corto su Kader, che va la palla lunga, una delle soluzioni del San Vito, che quando è andato corto ha rischiato per la pressione aggressiva del Bagheria, infatti intelligentemente si affida alla soluzione lunga. Sadotti, Kader, ancora in movimento di Seria, che è tornato nel frattempo a destra, nel fine del primo tempo aveva chiuso a sinistra con Pasitta a destra, ed è da lì che era nata poi l'occasione per il numero 7 del San Vito. Anche se di fatto con continui cambi di posizione in attacco fra gli esterni soprattutto e con tagli quasi invertire la posizione, diciamo che è stato un fattore, una chiave tattica del primo tempo. Occhio qui al sinistro di Seria, ha smorzato Canizzaro facile. Un tocco di mano di difensore del Bagheria. Canizzaro, rinvio lungo a pescare Gio, non sbaglia l'intervento a Bundiaia, poi palla brutta, scomoda per approfittarne Ordognes, che arriva prima di Kader, allarga su Girgenti che ritrova l'equilibrio e anche il pallone, accelera, poi va al cross in mezzo interessante, allontanato Kader. Petrullo, siamo distanti, vuole provare il destro, largo, non male come idea quella di Petrullo, che ha giocato un buon primo tempo, ci ha provato da fuori, calcia però male, palla larga alla sinistra di Yonut Sandu. Si muovono per i Bagheria Raimondo Lucera, che può essere sicuramente un fattore in questo secondo tempo, e anche Botta. Già, Tomasello ha effettuato un cambio, l'abbiamo visto con gli ingressi in campo di Picone. Adesso intensifica il riscaldamento anche questi ultimi. Gio di prima a cercare Ordognes, palla su cui non può arrivare il numero 9. Il San Vito può distendersi, la Commare per Seria, prende velocità il numero 11 che si accentra ancora sul sinistro, poi esagera con i tocchi, songa il pallone, deve intervenire Picone, gran controllo per liberarsi della pressione di Giorgio. Si va da Caracappa, un po' di campo il Bagheria, largo Girgenti, movimento di Gio che per un fuori gioco. Caracappa apre su Girgenti che è in posizione regolare, 1 contro 1 con Avua. Le finite di Girgenti che sposta, va a terra, l'arbitro è molto vicino e dice che calcio di punizione, altro grande spunto di Kevin Girgenti. E punizione da una Mattelli interessante, portato a casa tanti falli nel corso del primo tempo il numero 10, e diciamo che gli uomini più pericolosi sono stati gli esterni del Bagheria. Già sesto del primo tempo. Ordognes, Caracappa, Flori ovviamente, Gallini e Gio in aria, pronti a raccogliere questo cross, anche se da lì che Girgenti calcia bene, chissà che non possa cercare la soluzione diretta in porta. 3 in barriera, Girgenti infatti cerca questa conclusione, occhio al braccio attaccato, poi arriva Picone con un gran destro, è entrato dalla panchina, ci pensa lui per portare in vantaggio il Bagheria su questa palla a rimorchio, destro perfetto di controbalzo, resta completamente immobile Yonut Sandu e il Bagheria è in vantaggio grazie a un gran gol di Gabriele Picone, che è entrato in campo da 5 minuti e ha fatto 1-0.
eccoci. Partita stappata quindi. Al settimo del secondo tempo. L'ha messa Gabriele Picone, la scelta dalla panchina di Angelo Tomasello. Ha tolto Fama per mettere lui. E diciamo che la bravura che cambiava per qui. Fallacci di Giorgio che è già ammonito. E qui il secondo giallo non glielo leva nessuno perché l'ha già in mano il direttore di gara. È partita che allora cambia radicalmente. Rosso per Manfredi Di Giorgio, che si è beccato un giallo solare nel primo tempo. Se ne becca uno altrettanto solare nel secondo tempo. Non si può entrare così quando sei già ammonito. Non si può. Niente da dire, nessuna protesta dalla panchina del San Vito. Prova a rimediare Manfredi Di Giorgio, ma assolutamente netto il fallo su Petrullo, doppio giallo, e quindi cambiano le cose ancora più radicalmente al comunale, perché dopo il vantaggio del Bagheria arriva l'espulsione per il San Vito, che resta in 10 e dovrà giocare 35 minuti in 10 contro 11. Diciamo che la strada si fa in salita per la squadra di Colombo. Esce Di Giorgio. Adesso ovviamente infatti c'è un cambio perché deve giustamente correre i ripari. Se non sbaglio va dentro il numero 17. Sì, sembra pronto Ibrahima Jalò. Il Mustaccesso dovrà ancora più sacrificarsi. È uscito Mohamed Serie, chiamato Momo, che comunque ha iniziato bene questo secondo tempo. Dentro con il numero 17, il 2001 Ibrahima Jalò. Eccolo qui. Dovrebbe essere, non lo conosco, ma dovrebbe essere un centrocampista. No, allora cambia tutto. Va a largo a destra Jalò. Si è alzato Kader. Adesso la coppia centrali è formata da Abundiaye e Awa, perché vedo un San Vito a 4 adesso, con una linea molto compatta. Kader in mezzo al campo insieme a Mustaccia. Rimangono in 3 davanti, però vedo un Basit molto più basso, quindi sulla linea dei 5. Diciamo che non rinuncia all'idea Colombo di esterni, anche perché Basit è uno pericoloso in questo momento, non si può togliere dal campo. Ordóñez lotta e poi commette fallo lui, giallo anche per Ordóñez. Diciamo che non era un fallo da giallo, forse un po' esagerato nella sanzione del direttore di gara, che però vuole far capire il metro di giudizio. Comunque secondo tempo è cominciato col botto con l'1-0 del Bagheria e l'espulsione di Di Giorgio, che adesso complica le cose per il San Vito, che nel frattempo si è messa a 4, però con l'aiuto di Sabdul Basit, che come abbiamo visto in fase difensiva si avvicina a Sadotti. Abundiaye lo pressa in 2, pressione che funziona solo per un attimo perché Abundiaye riesce a uscire, viene bloccato da Petrullo e la ripartenza nerazzurra. Girgenti cerca di lasciarla sfilare, Caracappa però è in ritardo sull'idea del compagno e palla che sfila in out, sarà rimessa al fondo per il San Vito. Adesso San Vito che deve cercare di non concedere spazi, perché magari è una squadra che negli spazi fa male, qui è riuscito a far male invece dagli sviluppi di un calcio di punizione. Colpo di testa di Picone, autore del gol che sta decidendo la gara, anche se manca ancora una vita. Caracappa, si apre Girgenti, premiato il numero 10, 1 contro 1 contro la Commare, si allarga, va al cross basso, allontana Avua, poi deve disimpegnare la Commare che è in una posizione complicata, si affida al nuovo entrato Ibrahima Jalò, che gioca così il suo primo gol della gara. Guaiana chiuso alla grande da Salvo Florio, che poi cerca di andare in verticale, era in posizione di offside. Girgenti non può controllare Ordóñez. Lancio lungo di Sandula a testa, cercata da Picona, che alla fine ha controllato questo pallone. Fallo subito dal numero 19, che meglio non poteva entrare in campo.
Petrullo, gran palla per Girgenti che lascia rimbalzare, poi la controlla, punta la Commare, sposta ancora il 10 che è una furia. Quest'oggi soprattutto anche lui sta rendendo molto bene, così come tutto il gruppo in questo inizio di secondo tempo. Avrà caricato molto il solito Masello, motivandoli sul fatto di poter far male e pensare che il San Vito è stato più pericoloso nel primo tempo per entità di occasioni rispetto al Bagheria. Però in vantaggio c'è la formazione di Angelo Masello. Occhio però a Issa Abdul Basit che è veloce, allunga il pallone, deve inseguire, deve andare con lui Alessandro Costa, che poi con un grande intervento pulito lo va a chiudere. Rimessa per la formazione sanvitese. Tutto però parte, nasce sempre dal numero 7. Calcio d'angolo, batte Mustaccia, dentro, colpo di testa, ha preso un buon terzo tempo Issa Abdul Kader, anzi Abundiaie. Difficile vedere da qui, ma è il numero 6 che infatti si va a rimettere in linea. Palla fuori, arriva un'altra sostituzione per il Bagheria. È il momento di Raimondo Lucera che torna ufficialmente in campo anche nel suo stadio, anche se non può farlo davanti ai suoi tifosi, però è il suo momento. Gli lascia il posto Ordóñez, ha regalato grandi gioie al Bagheria anche l'anno scorso in promozione, poi è stato tesserato a campionato in corsa, infatti gli applausi dei pochi presenti al comunale. Dentro Raimondo Lucera che, come sappiamo, può fare più ruoli e qui si mette da centravanti, anche se è un giocatore rapido in grado di saltare l'uomo. Rimane largo Girgenti che al momento sta facendo una gran partita, quindi non merita a mio avviso di uscire, ma anche Ordóñez ha fatto la sportata da davanti. Ecco Lucera, posizione giudicata regolare solo momentaneamente perché poi si alza la bandiera assistente, però subito si è messo in luce Raimondo Lucera che tra le altre ha vestito anche la maglia del Palermo gli anni della Serie D, lo ricordiamo per quel gol alla precampionato contro il Marsala. Tra l'altro alla prossima il Bagheria trova il Marsala in trasferta e dopo il Licata un'altra delle due favorite del campionato. Occhio però anche a formazioni del calibro del Don Carlo Misilmeri e del Castellammare che al momento sta comandando la classifica regionea. C'è fallo di Lucera che è entrato duro su Sadotti e viene ammonito Raimondo Lucera, primo fallo della partita. Occhio qui nel frattempo a qualche scaramuccia in mezzo al campo fra Picone e Ibrahima Gialoi, due neoentrati. Spende subito un giallo Raimondo Lucera. È il primo fallo, però non è entrato benissimo, sinceramente. Calcio di punizione. Lo batte Mustaccia, ovviamente in aria a cercare i suoi saltatori, Abundiaie per prolungare, Cannizzaro la chiama e lo ottiene nonostante il disturbo di Issa Abdul Basit. Gira palla, la formazione azzurra, Florio dietro a Cannizzaro. Mustaccia, servito sullo scarico, rimpallo che fece Lucera, doppio dribbling, è entrato in partita Raimondo Lucera che poi va in verticale da Girgenti su una giocata immaginifica del 15. Vuole proteggere Kevin Girgenti, attaccò da Bundiai, lo aggira colpo di tacco, l'ennesima sua partita che non filtra, utile però per portare a casa una rimessa laterale. Quasi da falso 9 e da uno che sa inventare anche, l'ho fatto vedere in questa situazione.
Eccolo, ancora Lucera, servito, cerca lo spunto, finge il cross, raddoppiato, alla fine utile anche qui, porta a casa un calcio d'angolo. Che bello il 5 di intesa con Girgenti che va a battere questo calcio d'angolo proprio sotto la nostra postazione. Di vicino Gio anche per la soluzione corta. Bel 10, sempre Florio, Gallini in aria. Occhio al momento di Lucera sul secondo palo. Girgenti prova a cercare Lucera che riceve dopo il controllo, controlla male con un braccio. Punizione San Vito che prova a battere rapidamente, Basit corre e non tiene in campo questo pallone. Sprecata questa battuta rapida dal San Vito che psicologicamente è anche crollato dopo il vantaggio del Bagheria e l'espulsione di Di Giorgio nel giro di 3 minuti. Tra l'altro Di Giorgio sta giocando un'ottima partita, sì, molto duro in qualche intervento, infatti questa condotta è stata penalizzata. Petrullo sbaglia, Ballariano, forse il primo errore della sua partita, rimessa per i biancoazzurri a cura di Agommare. Uno dei giovanissimi della formazione di Colombo 2006. Piccone, utile anche da filtro in questa situazione. Poi Florio dietro da Cannizzaro che va a lungo a cercare il movimento di Lucera alle spalle di Sadotti che non si fa sorprendere, testa per mettere il pallone di rimessa laterale. Costa, grande uscita anche qui dalla pressione. Florio aperto sul Ballariano, si butta dentro Girgenti che ha fatto un contromovimento, ha finto di andare lungo per venuto incontro, comunque scende in testa col compagno. Hanno lavorato benissimo sin qui sulla catena di sinistra i due, qui non si sono intesi però. Sanno rinvio lungo a cercare Guaiana che forse tocca il primo pallone del suo secondo tempo, però lo inventa bene per Basit, è uscito male Cannizzaro che va a voto anche Basit e Cannizzaro la riprende, prova a chiedere qualcosa a Bundiaie ma regolarissimo e bravo anche Francesco Cannizzaro sul pallone. Petrullo lancia a cercare Lucera, forse ancora fuori gioco, un occhio all'assistente, bandierina che rimane giù e adesso si alza però la Lucera arriva sul pallone. Adesso Triente formato da Girgenti, Lucera e Gio, con Lucera che con altre caratteristiche, non un centravanti, non un nome di peso diciamo, che fa lavoro da pivot se vogliamo dirla in maniera futsaliana, ma uno che si butta negli spazi e sin qui per ora, nonostante poi sia entrato dopo l'1-0, è un fattore, una cosa che sta funzionando, anche perché c'è un difensore in meno adesso per il San Vito, oltre che l'uomo in meno per l'espulsione, lo ricordiamo, di Giorgio al 61esimo. Movimento di Girgenti che viene cercato sulla rimessa, fallo ingenuo anche di Emmanuel Avois, punizione. Altri movimenti sulla panchina del Bagheria e adesso anche per quella del San Vito. Vediamo che soluzione adotteranno i due allenatori. Petrullo dietro la gallina, Costa, controllo sbagliato mangiato da Ibrahima Gelò che nel frattempo è passato a sinistra, poi Gallina in vantaggio su Guaiana, un po' in difficoltà però andando dietro la Cannizzaro che ha il primo compito sicuramente di evitare il calcio d'angolo e quindi deve rifugiarsi di rimessa.
Abundiaie. Gio chiude, deve iniziare questo palo e ci deve credere, anche se è in vantaggio il difensore del San Vito. Dietro da Sandu. Rinvio corto che può essere raccolto da Samuele Caracappa. A due tocchi, ha giocato su Lucera, 1 contro 1 con Abua. Esce lui a prenderlo e lo ferma. Palla per Basit, Ballareni in vantaggio, gestisce bene questo pallone. Poi sbaglia Florio, non da lui questo errore. Kader, apertura su Guaiana che nel frattempo si è aperto per trovare spazi. Movimento di Sadotti in sovrapposizione che va al cross in mezzo, allontana Petrullo che nel frattempo ha dato una mano. Girgenti, salti di testa per controllare alla meglio Kader che poi trattiene il 10 e commette un altro fallo molto molto ingenuo. Lancio su Lucera, stavolta parte in posizione regolare, lo teneva in gioco Avuacci, crea Lucera che prova a dare fastidio a Sandu che ce la blocca. Kader apre su Basit, nel frattempo tornato a destra, palla in verticale a cercare Guaiana, Florio in vantaggio, non si fa bucare. Caracappa, poi si regala Girgenti perché la prima il centrocampo, corre Kevin che può arrivarci, ma c'è il vantaggio di Ua e comunque un altro passo. Abundiaie apre su Ibrahima Gialò, palla un po' forzata, Costa in vantaggio, c'è il vantaggio per il Bagheria colpito, Costa e quasi fanno 2 con Picone che poi butta fuori il pallone. Occhio però qui alle scaramucce, Mustaccia a muso duro su Picone, molto nervoso Mustaccia qui. Arriva l'arbitro a calmare la situazione, Mustaccia molto nervoso, forse Picone gli ha detto qualcosa, comunque c'era stato un contrasto falloso su Alessandro Costa che è rimasto a terra e tuttora è a terra. ...20 minuti a giocare da adesso, le squadre approfittano per un cooling break improvvisato, non autorizzato. Nel frattempo c'è un gran casino tra le 2 panchine, proprio a livello di uomini di flusso nei pressi delle 2 panchine. Che il possesso c'ha la palla tra le mani Kader che sembra con vedere restituire il Bagheria con le mani ancora, però così non si calpa, qualche parolino troppo di Colombo. Stanno scorrendo. Finalmente il gioco che riprende dopo un paio di minuti fermi. Qui c'era forse fallo su Picone, anzi su Gio. Rimessa battuta arrepiante al San Vito. Guaiana esterno a liberare prima Gialò che si è mosso bene in mezzo spazio, cross del 17. Cannizzario interviene togliendo questo modo la disponibilità dell'attaccante sanvitese. Nel frattempo c'è solo un cambio forse. Girgenti avanza lui, apre su Lucera, trattenuto nel frattempo da Abundiaie. Lucera 1 contro 1 con la Commare, rientra Lucera che cerca spazio. Girgenti nel frattempo si è rialzato, Lucera viene ancora pescato in fuori gioco. Tutte professionisti su questo live, su questo ricavo, questo unità. Sì, c'è solo un altro cambio per
Il San Vito, un cambio d'attacco, è entrato con la maglia numero 16 Omar Diop, classe 2002, ha preso il posto proprio di Mustaccia, sì. Molto nervoso, il numero 10 abbiamo visto. Ha messo dentro l'attaccante Colombo, abbassando Ibrahima Jalò. Omar Diop corre su questo pallone, è in posizione regolare, Canizzare fuori dai pali, Diop cerca di scavalcarlo, prende in pieno e poi Flori allontana, molta confusione in questa situazione. Poi prima Jalò cerca e trova largo Guaiana, che adesso deve collaborare con un partner d'attacco. Ancora prima Jalò, cerca di farla passare, Picone fa da filtro, poi lancia un iniziale di Lucera che deve essere in posizione regolare, ma c'è Ionut Sanni in vantaggio che può scortare il pallone dentro la propria area di rigore. Raffa, aiutiamo, Raffaele. Abua. Adesso in assetto d'attacco la difesa alta il San Vito, Guaiana prolunga per Basit che ancora una volta corre sulla destra, metti cross basso, prova ad allungarsi, Omar Diop non arriva su questo pallone, un altro invito a nozze di Sabdul Basit. Andiamo, Raimondo. Adesso Girgenti tra le linee praticamente e Lucera più largo. Sto anche prendendo riferimenti, qui Girgenti ancora una volta a fare a sportellate nonostante la statura non enorme. Nel frattempo cartellino giallo per qualcuno nella panchina del San Vito. Indecifrabile da qui, capire chi ovviamente, ma probabilmente per qualcuno della dirigenza qualche protesta di troppo. Magari che finché ho avuto sempre il pallone. Petrullo, tocco per Caracappa che prolunga per interessante per Gios. Dotti non si fa sorprendere su questa grande idea di Caracappa. Abundiaie, ancora una volta Picone che sta facendo un lavoro fondamentale oltre al momento di questa partita. Sta lottando al centrocampo, sta facendo da filtro. Guaiana con l'esterno, stessa giocata di prima e stesso destinatario, cioè Diop che mette in mezzo, pallone allontanato, deve saltare Abundiaie che preferisce mettere giù di petto, ancora sovrastato anche Picone, prende campo lui, fa tutto Abundiaie che però a passare, intervento di Emanuele Gallina, non c'è calcio angolo per il San Vito, è rimessa dal fondo. Abundiaie arrabbiatissimo, viene ammonito per proteste, arrabbiatissimo, viene ammonito a diritto di gara. Qui sembra abbastanza netto il tocco di Emanuele Gallina, invece abbiamo visto un contro tocco di Abundiaie. Mentre c'è a terra Florio che si è accasciato a terra, non ha preso, credo, recentemente qualche botta e si allunga, ci sono crampi per Florio che viene aiutato da Cannizzaro e Tomasello adesso deve pensare già a un'emergenza in difesa per l'assenza di Costa, lo sappiamo, vediamo se devo ottenere un cambio. Si rialza Florio. (14 a giocare). Bagheria 1, Città di San Vito Lo Capo 0. Marimio Canizzaro. Ancora Bundiaie che sta facendo una grandissima prestazione, soprattutto nel secondo tempo un San Vito un po' in ombra, quello che spicca è un difensore sul giocatore di Mazzoppi di Bagheria, questo è quanto dire. Adesso più largo Bundiaie che sta dando una mano, Guaiana chiuso da 3, però a passare non riesce per la copertura di Costa, la palla è ancora buona, Costa arriva prima e allontana. Adesso siamo caricati anche i difensori del Bagheria che stanno concedendo davvero poco. E dire che il San Vito ha chiuso il primo tempo con 2 occasioni importanti e con una traversa nel portafogli, però Bagheria è entrato con un altro approccio, un altro pio nel secondo tempo. Lancio di Petrullo, inarrivabile per Lucera, ha messo giù Sandu.
Kader alza la testa, può andare lungo alle parti di Abundia che sta facendo il terzino a tutta fascia, però ad allungare ancora il numero 6, rimontato da Costa, fallo commesso a Abundia che è già ammonito, l'arbitro arriva, attenzione, sembra graziarlo, però lo va a richiamare mi sa. Perché Abundia è anche lui con Mustaccia poco fa, infatti Colombo diciamo che poi tatticamente magari l'aveva già deciso ma ha fatto bene diciamo dal punto di vista dei nervi a togliere Mustaccia perché è andata a muso a muso con Picone, rischiando di lasciare la squadra addirittura in 9. Rinvio di Canizzaro, Bagaria che può uscire, adesso saranno 10 minuti così, belli o brutti che siano, ma saranno 10 minuti così, più di 10 anzi. Lucera anticipato dall'ennesimo intervento di Avoua. Basit non controlla un pallone ed è una notizia alla Lucera, a campo avanti a Sepranda cerca lo spunto su Avoua che chiude, poi sbaglia il disimpegno. Regala rimessa in nerazzurri. Caracappa di testa prova a scoprire la difesa del San Vito, non riesce. Sadotti cambia lato dalle parti di Basit. Picone nel frattempo è andato su di lui passando sulla mezzala sinistra. Diop tra il corridoio per Basit che deve andare a affrontare Ballariano. Confronto strepitoso per Ballariano, poi bello anche il 5. Ballariano ha fatto una gran partita senza paura dell'avversario, ha vinto un sacco di duelli nonostante il mismatch con il numero 7 del San Vito. Ballariano è partito Lucera, sta partendo anche Gio che nel frattempo è venuto dentro il campo, poi a cercare proprio Gio che forse è in posizione regolare, è in fuorigioco Girgenti che comunque è disturbato, l'arbitro invece comunque, l'assistente comunque alza la bandiera in fuorigioco e anche di Gio che non è riuscito a quanto pare a rientrare alla posizione di offside. Adesso c'è Girgenti falso 9 con Lucera più largo. Al momento Tomasello vuole lasciare tutto invariato. Tardano ancora i cambi. Ibrahima Gialò. Apertura su Abundiaie che non può arrivare, si arrabbia tantissimo 17 per questo mancato controllo del numero 6. 81. C'è un cambio chiamato al Bagaria che però non ha nessuno pronto lì vicino. No, nessun cambio. Un'altra assenza importante per il Bagaria è quella di Mattia Scalisi, ex Piana, centrocampista con caratteristiche importanti, inserimento, ma anche uno che fa la lotta, come piace dire a me. Oggi è indistinta, ma l'abbiamo visto in scarpe da tennis, quindi non sarà la partita. Rifermato probabilmente a qualche piccolo acciacco. Kader aggira Caracappa, va al cross sul secondo palo per Guaiana. Canizzari prima e smaccia con i pugni, poi Gio anticipa un'indemonata Bundier che è passato da centrale a terzino e da terzino praticamente sta facendo l'attaccante. Giallo cerca lo spunto, non passa su Girgenti, riconquista Gio che va a lancio per Lucera, poi serie con il gran controllo col tacco di Raimondo Lucera che può girarsi, puntare, accelera sulla Commare, adesso deve puntare anche a Voix. Lucera adesso sinistro chiuso, poi dalla Commare è arrivato forse un po' stanco al controduello. E allora ancora San Vito che ci prova anche con lo meno. Florio forse falloso il suo intervento su Omar Diop, ancora una volta rumoreggia la formazione ospita, senza fallo Florio, gran intervento. 82. Iniziare con calma, quasi scuote il semito della pressione, poi apre tutto su Salvo Florio che è rimasto in posizione di terzino sinistro con Badariano che infatti ha stretto al centro. Dietro a Cannizzaro.
lancio lungo a cercare Girgenti, colpo di testa di Abundiaie, Caracappa alza il campanile, inarrivabile per Gio, mentre si è casciato Gallina che ha qualche problema, anche lui crampi. C'è un cambio per il Bagheria. Vedo un numero 20 pronto a entrare se non sbaglio. Vediamo chi esce. Nel frattempo il San Vito manda dentro Tarantino, che ha preso il posto di Basit. Sì, ha preso il posto di Basit, stanchissimo, però il migliore dei suoi per occasioni create, per capacità di far male. Dentro Giuseppe Tarantino. Classe 2005, anche lui giovanissimo. Dentro anche per il Bagheria Manuel Geraci, 2007, altro giovanissimo, che ha preso il posto di... Cambio ancora che non si è fatto, perché Geraci è pronto a entrare. Tomasello vuole spingerlo in campo praticamente. Nel frattempo c'era Gallina a terra. Ed esce lui, mi sa, sì. Esce Emanuele Gallina, colpito dai crampi, così come Florio Pocanzi. Lui invece ha la peggio, come si suol dire. Entra Manuel Geraci, classe 2000, con Petrullo che si abbassa accanto a Florio. Vediamo Geraci, poi c'è di mediano con Picone che ormai ha ricoperto il ruolo di mezzala sinistra. Caracappa è scalato a destra, forse per un discorso di duelli. Adesso c'è Petrullo che per tutta la partita si è abbassato in impostazione accanto a Florio. Quasi sembra più offensiva la formazione del Bagheria in questo finale. Da un lato un approccio giusto, anche vista la superiorità numerica per gli uomini di Tomasello. 5 da giocare. Siamo fermi da un po', in effetti. C'è stata perdita di tempo poc'anzi, adesso stessa roba, fermi da un po'. C'è stato un cambio per parte Tarantino per il San Vito. Geraci mediano con Petrullo accanto. No, forse c'è stata un'espulsione dalla panchina del San Vito Capo per un dirigente che era stato forse poc'anzi ammonito. Quindi conquistò subito Picone. Lucera gira benissimo questo pallone per Caracappa che può correre un po' di campo largo. C'è Gio, Caracappa tarda a scaricare, subisce comunque le angherie di Omar Diop che poi scaglia la palla violentemente contro la rete di mezzo dei panchini, viene ammonito. Adesso il nervosismo sta vincendo contro il San Vito, non solo il Bagheria ma anche il nervosismo. C'è Colombo arrabbiatissimo in panchina, le urla. 86esimo, ma ci sarà un recupero credo sostanzioso, perché ci sono state un paio di perdite di tempo più o meno lunghe. Petrullo, grande lancio, apertura su Lucera, ancora una volta bandierina su, sempre per in fuori gioco Lucera, e qui dice di no. Sbaglia lo scarico, però bravissimo Lucera, perché è andato a pressare in maniera aggressiva. Lavoro in pressione che frutta per il Bagheria, una rimessa il San Vito non ne ha più. Sembra davvero atterrato psicologicamente, poi poca lucidità e tanto nervosismo. Tutto il contrario per il Bagheria, che invece è assolutamente in partita. Qui Lucera guadagna rimessa. Ogni cosa che fa Lucera riesce sempre a portare a casa qualcosa, che sia una rimessa, sia un calcio di punizione, anche se sono pescato 3 o 4 volte in fuorigioco. Ancora Lucera,
però protegge questo pallone sul raddoppio di Tarantino che lo tiene vivo in campo. Poi prima Gelò aspetta troppo questo pallone, colpo di tacco di Caracappa, vince il rimpallo, Picone che può girarsi a lottare, scarico di Kader che ha aperto su Tarantino. Palla in verticale a cercare Guaiana che prova a prolungare su Omar Diop, intervento di Salvo Florio, l'ennesima della sua partita. Compostezza, ordine dietro. Costa, lungo per Gio che in posizione regolare, c'è in vantaggio Yonut Sandu che non sa che fare se non spedire il pallone più lontano che poi in fallo laterale, però decisivo il lavoro di Gio qui. Con le mani Girgenti. Gio. Girgenti. Contro due per affosciare questo pallone. Viene attaccato da Bundiaie che è già ammonito. Giallo anche per lui è il secondo. E il San Vito Lo Capo chiude la partita in 9 contro 11. In ritardo anche a Bundiaie. Doppio giallo anche per il numero 6. San Vito che chiuderà in 9 contro 11 questa partita. Anche qui fallo indiscutibile secondo me. Doppio giallo per Abundiaie che comunque si va a sincerare le munizioni di Girgenti e lascia il campo. Lascia il campo anche lui, fa la stessa fine del numero 8. Doppio giallo, ingenuità. Adesso ha 2 uomini in più il Bagheria che vuole chiudere la pratica. Deve abbassarsi Giallo, qui basso a sinistra. Con Kader che adesso tiene la linea. Girgenti e Gio lì addirittura arriva anche Lucia, sono in 3 a battere questa posizione corta. Adesso l'obiettivo è tenere il pallone lì vicino. Girgenti lotta, tocca per ultimo Kader, l'assistente è vicinissimo e concede. Calcio angolo da Bagheria, tocco netto di Kader che ha cercato di tenerla. Ancora soluzione corta, parte adesso il recupero, 6 di recupero, si giocherà fino al 96esimo fra Bagheria e San Vito Lo Capo. Di Giorgio. San Vito ci prova con grande coraggio ma con 2 uomini in meno. Lancio di Sandotti, Cannizzaro. Dopo il lavoro di Florio su Guaiana si butta a terra. Sarebbero 3 punti importanti per il Bagheria. Qui ha bucato la Comare. Allora può scappare via Lucera che deve arrivare sul pallone. Riempirà Girgenti a supporto anche Gio. Lucera vuole ancora proteggere, guadagnare minuti preziosi, secondi preziosi. Più che minuti, poi allontana Giallo. Troppo lei che in realtà non è uscito. Testa di Petrullo. Florio chiamava un fallo Ballariano. In vantaggio su Omar Diop, allontana. Pallone spedito in rimessa a terra per il San Vito. Entriamo nel secondo dei 6 di recupero. Prolunga Aua che adesso sta facendo l'attaccante. Florio forse ha trattenuto Mardiop e Ballariano, adesso va a muso duro il numero 16 su Ballariano per qualche contatto a palla lontana. (91-41). Finta di Kader su Lucera, scappa via. Ball crossa da 3/4 contro Riguaiana, allontana Caracappa, raccoglie addirittura Sandu che gestisce per il San Vito. Non molla la formazione di Colombo, palla in verticale, Costa tappa il buco, allora può ripartire il Bagheria,
chiesto gli spazi né come Lucera, trovato a Caracappa, sterzata di Raimondo Lucera che vedete in questo pallone lo nasconde alla pressione di Lacomare. Kader però con raddoppio decisivo a riconquista. Guaiana in posizione di fuori gioco, di rientro, si alza la bandierina, calcio punizione per il Bagheria, 92-20. Ovviamente va Cannizzaro, che si è impegnato poco nel primo tempo con il diagonale di Basit, quindi decisivo per quello che ha potuto, poi bravo nel secondo tempo così come a di essere il Bagheria, che vince, che sta per portare a casa il secondo risultato utile in 3 partite, mentre il giallo per Girgenti che qui ha dato fastidio e impedito la battuta rapida del calcio di punizione. Scatta l'ennesimo giallo di, anzi Picone, l'ennesimo giallo di gara anche per il match winner al momento della partita. Bagheria che si ebba 6 punti in classifica. Abbiamo detto un pareggio serviva pochissimo a entrambe le squadre e il Bagheria ha avuto la bravura di resistere nel primo tempo e di vincere la partita con un approccio nel secondo. Occhio al cross! Petrullo salva tutto perché la palla arrivava sul secondo palo, libera un compagno del Samito. Lucera ancora una volta con lavoro importante di protezione, guadagna un fallo che vale oro per il Bagheria, allarga le braccia Tomasello, tipo a dire adesso stiamo calmi perché è quasi finita. Infatti siamo al 94. Petrosa prende, no comoda, comodissima. E poi sventaia su Lucera che scappa ancora alle spalle di Lacomare che resiste, si butta per terra, fallo di Lucera. Calcio di punizione. E allora forse è l'ultimo pallone della partita per il San Vito. 1 minuto e 20 da giocare. Porta su questo pallone Lacomare che cerca la palla lunga di testa Caracappa, che è uno dei più piccoli da davanti, ma l'ha prese tutte nel secondo tempo. Geraci inizia questo pallone sovrastato da AVA, fallo del numero 5, non è spalla contro spalla, è spalla contro schiena. Fallo commesso e punizione, un'altra fondamentale per i Bagheria, che fa passare i secondi lentamente. Adesso deve soffrire altri 60 secondi col San Vito che sta cercando di pescare ogni arma che può. ...40 secondi. Florio corto su Picone che arretra. Retro a Cannizzaro, 30 secondi da giocare. Cannizzaro con rinvio lunghissimo in direzione di Girgenti che non può arrivare perché è molto distante da Kader, che ha controllato facilmente e ha servito a Commare, che va la sventagliata troppo su Cannizzaro, che l'aspetta entro l'aria e la fa sua. Teoricamente scaduto adesso il sesto di recupero. Arbitro il fischietto in bocca, finisce al Comunale, ha vinto il Bagheria, ha vinto per 1-0, decide il gol al settimo del secondo tempo di Gabriele Picone, la mossa di Tomasello che lo mette in campo a inizio secondo tempo e sugli sviluppi di un calcio di punizione trova il gol della vittoria contro un San Vito che poi è stato penalizzato anche dalla doppia espulsione di Giorgio prima, di Abundiaie dopo. 3 punti fondamentali per il Bagheria che si avvicina tanto alle zone alte della classifica, aspettando ovviamente le altre sui campi del girone di eccellenza. Grazie per l'ascolto, da Fico Aldarella, alla prossima.